Today we eat casarecci all'ibleia. Let's begin the preparation of the dish. Let's cut the aubergine. Let's cut in some chunks, so after we can fry it in a pan with some oil enough hot. After having fried the aubergine, we put it in a plate. Now we can pass to the preparation of the sausage. Let's cook it in olive oil. Let's shade off it with some white wine. Let's add the aubergines previously fried. At this point we can add some cut dry small tomatoes. In Sicily it's also called cappulito. In the meantime let's cook the pasta. Let's add in the pan some cream of basil. Let's soften it with a spoon of milk in order to give more creaminess to this dish. The condiment now is ready. Let's complete the dish draining the pasta. Let's drain the pasta and let's verse it on the condiment in the pan. And then let's mix everything. Let's complete putting some breadcrumbs over it. The dish is ready. Aggiungiamo le melanzane fritte precedentemente. A questo punto aggiungiamo dei pomodori secchi tagliuzzati, cosiddetto capuliato. Nel frattempo mettiamo la pasta. A questo punto aggiungiamo un po' di pesto di basilico, e andiamo ad ammorbidire con un cucchiaio di latte per dare un po' di cremosità al piatto. Allora possiamo dire che il condimento è già pronto. Mettiamo la pasta e andiamo a finire il piatto. Scoliamo la pasta. Mettiamo sul condimento già preparato precedentemente e andiamo ad amalgamare il tutto. Allora, per preparare questo piatto abbiamo preso una melanzana, l'abbiamo tagliata a pezzettini e l'abbiamo fritta al wok dell'olio caldo per poi arrosolare in una padella a parte della salsiccia. Abbiamo aggiunto del capuliato, sarebbero dei pomodorini secchi tagliuzzati, per poi aggiungere questa melanzana, del pesto e abbiamo ammorbidito con un po' di latte. Il tutto abbiamo messo la pasta a cuocere, dopo abbiamo saltato in padella e come vedete il piatto, per andare a completare poi con del pan grattato sopra. E il piatto è pronto. Buon appetito!